Buongiorno a tutti, adesso vi faccio vedere un po' di monete in circolazione del Vaticano. 50 centesimi del 2010, vedete? Questi sono in circolazione. Tiratura più o meno 2 milioni. Adesso vi faccio vedere 2011, la moneta del Vaticano. (2011), queste sono in circolazione, l'altro lato è uguale. Continuo con 2012, sempre 50 centesimi in circolazione, vedete? Sono uguali, queste non sono varianti. Adesso 2013, 50 centesimi del Vaticano. Queste, come dico, non sono varianti, sono monete in circolazione, normali in circolazione. $2.150.000 tirature. Adesso vi faccio vedere il Vaticano 2014. Vedete? Però queste non so dire quanto hanno stampati, però vi posso dire tra 1 milione e 3 milioni di copie hanno fatto su questi. (2015), vedete? Altra facciata, sono normale. Adesso 2016, sempre del Vaticano, vedete? Altra facciata, sono uguali, sono in circolazione. Questa è un'altra 50 centesimi del Vaticano. Tiratura sicuramente tra 1 milione e 3 milioni. Sono normalmente in circolazione. Si possono trovare facilmente. 2018, sempre città del Vaticano, sempre 50 centesimi. Ultima del Vaticano che vi presento, 2019. Queste sono monete tutte in circolazione. Quell'altre non ce l'ho. Sono monete anche in circolazione fino
al 21, 1921, più o meno di tiratura su 1 milione, 3 milioni, tutte queste monete che io ho appena presentato. Sono belle, sono da guardare, tutto quello che noi vogliamo, sono divertenti. E adesso vi presento un po' di monete varianti. Questo è un euro tedesco con la lettera A. Vedete, è tutto nero. Questo è stato stampato a Berlino, in Germania. L'altra facciata è anche uguale, tutto nero. Vedete? Però io non so se c'è qualche valore oppure no, questo io non lo so dire. Adesso vi faccio vedere 2 euro, sono un po' stampate debole, 2 euro tedeschi con lettera G, vedete? Questa stampata a Karlsruhe, in Germania, vedete? Sembra un po' di colore variante e sembra anche un po' diversa, vedete? Il cerchio è un po' diverso, vedete? Altra facciata è anche così, anche uguale. Vedete, è un po' fatta così, variante, sembra un altro colore, è bella da guardare, però sono queste cose, come dico sempre, io non sono pratico di dare un consiglio, solo che io posso farvi vedere e guardarli, però questo sicuramente penso che porta un valore enorme. Adesso vi faccio vedere un euro tedesco, però è senza data, senza niente, non so quando è stato fatto e non so dove è stato stampato, perché qua in Germania sono 5 stampe da monete. Berlino con la lettera A, poi c'è Monaco con la lettera D, Monaco di Baviera con la lettera D, e poi c'è Karlsruhe con la lettera G, e poi c'è Stuttgart con la lettera F, e poi la lettera J la fanno a Hamburgo. Adesso vi presento questo euro dall'altra facciata. Sembra che come non fosse stampato, vedete? Si vede stampato, la stampa è molto debole, scusate, alle dentiere che mi fa questi sbagli, però ringraziamo a Dio che si possono avere anche questi. Vedete, si vede ben poco, non c'è scritto da nessuna parte. Questo sicuramente è stato stampato così, forse anche questo può avere un prezzo enorme. Adesso vi faccio vedere 2 euro 2002 austriaci. Vedete, questa è normale, sembra questo è proprio stampato normale.
però altra facciata vi faccio vedere cosa si vede. Adesso la giro e vi faccio vedere cosa c'è. Eccolo qui. Vedete sotto la Spagna come ci fosse un po' di montagna, vedete, proprio sotto la Spagna. Vedete? Questo è sicuramente variante. Vedete? Si vede bene. È proprio, penso che è variante questo qui. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere ultimo 50 centesimi, sono ancora austriaci. Vedete che non si vede quasi niente, vedete come è tutto consumato, guardate bene questo qui, vedete? Questo è proprio, non lo so, devo dire la verità, questa è una cosa che non posso spiegarlo. Vedete come è fatto. Adesso vi faccio vedere dall'altra faccia. Questo è veramente diverso, vedete? Vedete come c'è un buco lì, vedete come fosse crollato più sotto, vedete? Vedete? Però, come dico sempre, sono queste cose io non lo so. E a me mi piace guardarle, mi piace vederle, però posso dirvi solo, io sono molto appassionato di queste cose, però io non so i valori che possono avere, però posso dirvi soltanto una cosa: i valori più belli sono quelli che veramente a noi ci piacciono. Avete visto, questo è 2005 la data. Però se potete incontrare queste monete, fatele guardare, non si sa mai. Grazie, al prossimo video. A me, se mi date soddisfazione, se mi seguite, io posso farvi tanti video, però da solo non mi va più di tanto. Grazie, al prossimo video. Grazie veramente.